dove metto i miei scritti segreti. E a essere spesso, ma troppo è impiniso, ed adesso capienza non ho coscienza. Ogni tanto vado a rumegare, su sta casea non trovo, eppure che c'era. Loredana prova una tenerezza infinita per le cose, le sfiora con tocco materno e le rende quasi parlanti. Come allo scoccare dell'ora X, fogli e cassetti si animano di storie, scene vivacissime che condensano in un guizzo verità e saggezza. E ora vi dirò perché è l'ultimo libro di Loredana Bragadin Boldini, poetessa preferibilmente in veneziano viste le sue origini lidensi e poetessa che coccola le parole con la punta morbida delle sue matite. Amo scrivere su fogli rigati e con matita, perché rigato perché mi sento più sicura, con la matita perché una matita morbida, perché a me piace, non voglio che la penna aggraffi il foglio. Ho voluto mettere le bricole come nella copertina perché c'è una mia poesia all'interno proprio che dice di una bricola, che in definitiva io cerco nella mia vita di essere la bricola di qualcuno, cioè un aiuto per qualcuno. Gioie e amarezze, incontri e fantasticherie si materializzano con leggiadria nei versi di Loredana Bragadin Boldini, catturano la nostra attenzione anche grazie all'uso sapiente della rima. Sono poesie intensamente melodiche e infatti il trio Pausa in Sol maggiore ne ha musicate alcune. La presentazione al pubblico del libro di Loredana Bragadin Boldini è stata davvero una festa delle arti, come nelle intenzioni di Sign of Art, l'associazione che ha ideato l'evento. Per l'occasione, il centro sociale di Mogliano Veneto ha ospitato anche una mostra di fotografia. Cos'è che abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di inserire all'interno di questa presentazione anche qualcos'altro che vada oltre la sola parola, la sola poesia, ma che inglobi la poesia al tutto a 360 gradi. Quindi le fotografie del gruppo della Filanda Fotoclub, le musiche del trio in Sol maggiore, in Pausa in Sol maggiore e la poesia declamata dal critico Lucio Favaron. In questa presentazione abbiamo voluto dare rilievo alla terra, a quello che sono le tradizioni popolari del luogo di Mogliano e dei dintorni. Ecco che le poesie di Loredana non sono solo poesie da leggere a casa, ma sono poesie da leggere ovunque. Perché questo? Perché declamano qualcosa di ormai che è scomparso, perché le tradizioni che teniamo a cuore, quelle della casa, quelle dell'oikos, quelle della famiglia, ma soprattutto anche della terra che lei tanto ama. Siamo ragazze giovani, ragazze e ragazzi giovani che però vogliono guardare a 360 gradi sugli eventi, sulla possibilità di creare e comunicare dai più giovani e creativi alle persone comunque con una vera storia. Quindi la nostra proposta, se vogliamo dire culturale, passa dalla fotografia alla musica, al teatro danza, alla lettura di poesie, in dialetto, come in questo caso della presentazione del libro di Loredana, proprio per voler valorizzare Venezia e dintorni. Venezia, si sa, è già satura di tante cose, ma non se n'è mai abbastanza. Il signore d'estate usava gli ombrini. Ad avere il viso abbronzato c'era solo i contadini. Adesso invece c'è tutto cambiato. C'è paio di poaretti che non si muove mai. I fiori che vanno nei mari tropicali, se invece i più abbronzai. E pensare che sta
eccessiva abbronzatura, zeppare a pelle quasi una fregatura.